colpito anche il veneziano, a Mirano, piazza imbiancata, Spinea, allagata l'autostrada, una trentina di interventi dei vigili del fuoco. Nel giorno del compleanno di Giulia Cecchettin all'Università di Padova la cerimonia di conferimento dei premi di laurea in memoria della giovane, c'era anche Papagino. Una rissa con tanto di coltello per l'uso della toilette su un treno tra Mira e Mirano. L'ultimo episodio di violenza è stato denunciato con forza da UGL Veneto, che non esclude forme di protesta del personale. Un'alleanza che coinvolge anche comitati e associazioni di Mestre e Marghera, quella che i no grandi navi lanciano da Venezia, un'unione per opporsi a quei progetti che dicono trasformerebbero la città in un'enorme infrastruttura turistica. Inizia il conto alla rovescia per la durata nazionale degli alpini a Biella, alcune penne nere già in partenza per la 3 giorni di festa che Antena 3 vi racconterà in diretta. Poche settimane all'avvio delle riprese per il nuovo film di Pupi Avati a Jesolo abbiamo incontrato il grande regista che ha già effettuato i sopralluoghi nella località balneare. Sconfitta per l'Umana Reyer nel derby contro Treviso, che nonostante il risultato raggiunge la qualificazione matematica ai playoff, risultato negativo anche per le ragazze di coach Mazzoni. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3. Buonasera e ben ritrovati. Queste le notizie principali. Veniamo alla notizia d'apertura con l'ondata di maltempo che ha travolto il Veneto, anche il veneziano, con grandinate e piogge abbondanti. Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio su Spinea, Mirano e Maerne. Piccole palline di ghiaccio miste ad acqua che in poco tempo hanno ricoperto strade e piazze imbiancandole. A Mirano la piazza era completamente ricoperta. Molti gli automobilisti che hanno cercato riparo sotto pensiline o cavalcavia per scongiurare danni alle vetture. In poco tempo la grandine si è sciolta, allagando alcune zone. Sono stati circa una trentina gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio. Nonostante la violenta grandinata, al momento non si registrano danni alle colture, fa sapere Coldiretti Venezia. La dimensione ridotta della grandine ha infatti evitato impatti significativi sulle piante. Sono in corso sopralluoghi nei vigneti, continuano, che in questa fase di germogliamento risultano particolarmente delicati. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Nelle prossime ore si prevede che il tempo sarà prevalentemente instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente anche forti, più frequenti sulle zone centro-settentrionali e con quantitativi localmente abbondanti. La Regione ha decretato la fase di allerta gialla fino alle 14 di martedì. È andata al pronto soccorso, poi in caserma. Una 19enne di Mirano venerdì sera si è presentata dai carabinieri per denunciare il suo ex fidanzato, l'ennesimo caso che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Sabato pomeriggio la 19enne si sarebbe data appuntamento con lui in via Miranese a Mestre perché il ragazzo insisteva sulla necessità di chiarimenti. Poco più grande di lei ha subito cercato di spostare la conversazione in un luogo più tranquillo per poi iniziare con insulti, minacce, schiaffi e calci e tirato fuori anche un paio di forbici, secondo quanto riportato dalla ragazza che è riuscita a scappare. Il ventenne è stato identificato dalle forze dell'ordine che ora indagano sul caso. Nel giorno del compleanno di Giulia Cecchettin all'Università di Padova la cerimonia di conferimento dei premi di laurea in memoria della giovane, i riconoscimenti a 3 giovani laureate che hanno ricevuto il premio dall'Ordine degli Psicologi del Veneto, presente anche Papagino. Il compleanno di Giulia, come dicevo prima, non è più un giorno di festeggiamenti, è un giorno di ricordi, quindi non possiamo essere felici, ma comunque cerchiamo di guardare avanti, ma riusando anche lo spirito di Giulia, che era comunque uno spirito che profondeva altruismo. Chissà allora con che sorriso Giulia avrebbe accolto la possibilità di sostenere 3 giovani laureate sue coetanee premiate con 2.000 euro per aver realizzato delle tesi sul tema della prevenzione alla violenza di genere. All'Università di Padova il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, Luca Pezzullo, ha consegnato 3 premi alle migliori tesi selezionate tra 16 candidature arrivate tra le laureande nei corsi di laurea magistrale in psicologia.
Una di loro è Carlotta. A cercare di lanciare un messaggio e di arrivare quindi a quante più persone possibili che sono qui oggi o che avranno il piacere di leggere la mia tesi. E penso che l'obiettivo fosse far capire che cosa, da dove si è partiti, che cosa ha guidato e perché abbiamo scelto di trattare l'argomento in questi termini. Credo fosse importante trasmettere questo in questo contesto. Le tesi sono state scelte perché non solo riflettevano sul tema della violenza di genere, ma avevano anche una ricaduta concreta con la possibilità di fornire strumenti operativi per contrastare un fenomeno che non accenna a diminuire. Io o i componenti del comitato scientifico della Fondazione insomma, siamo sempre attenti ad elementi che ci possono dare qualche spunto per poter andare avanti nel progetto della Fondazione. Se fosse possibile, ben volentieri. 5 studentesse laureate con il massimo dei voti in ingegneria biomedica, la stessa facoltà frequentata da Giulia Cecchettin, hanno ricevuto una borsa di studio di 1.000 euro finanziata da Invitalia. E vogliamo in questo momento, oltre che ricordarla, dare l'opportunità a tante donne di entrare in contatto con noi, perché vogliamo proporre quello che è l'obiettivo del PNRR, ossia quello di aiutare le donne a diventare imprenditrici loro stesse, e nello stesso tempo cerchiamo di estendere il più possibile le opportunità sia imprenditoriali che non all'universo femminile. Una rissa con tanto di coltello per l'uso della toilette di un treno tra Mira e Mirano. La denuncia da parte dell'UGL Veneto. Alcuni utenti che per una futile lite di accesso al bagno hanno inscenato una litigata abbastanza feroce, tra l'altro con anche armi contundenti. La lite per l'uso della toilette è rapidamente degenerata in una rissa con feriti d'arma da taglio. È l'ultimo incredibile episodio di violenza che si è consumato qualche notte fa a bordo di un treno, in questo caso tra le stazioni di Mira e Mirano. La fortuna è stata che il personale a bordo treno non è stato coinvolto, ma si è adoperato a prestare soccorso nei confronti dei passeggeri che sono rimasti contusi. Dopo l'aggressione di una capotreno tra Vicenza e Schio da parte di un uomo che aveva anche tentato di sfondare la porta della cabina in cui si era rifugiata con il macchinista e una passeggera, l'UGL aveva attivato le procedure di raffreddamento per richiamare con forza le aziende e le istituzioni alle loro responsabilità. Non possiamo più tollerare che ci siano questi episodi di violenza estrema che coinvolge spesso e volentieri sia gli utenti che anche gli operatori che lavorano a bordo treno. Per l'UGL Veneto questo nuovo episodio conferma l'urgenza di presidi fissi e mobili delle forze dell'ordine a bordo dei treni e in stazione e di sistemi di videosorveglianza attivi ed efficienti, oltre alla presenza di personale in numero adeguato e formato per la gestione delle emergenze. Non deve essere assolutamente un personale che sia parificato alle forze dell'ordine e che debba intervenire in prima persona nei confronti di questi sciagurati che continuano a fare delle azioni violente all'interno dei treni Italia. È un'alleanza che coinvolge anche comitati e associazioni di Mestre e Marghera, quella che i No Grandi Navi lanciano da Venezia. Tutti questi piccoli progetti fanno parte di una visione unitaria di sfruttare l'economia turistica a Venezia, dagli inceneritori, gli scavi per riportare le grandi navi, il progetto dei terminal del Montiron o di Punta San Giuliano e andando avanti, passando anche tra l'altro per l'annoso problema del moto ondoso che da anni non viene affrontato. Uscite dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca, le grandi navi tornano a Venezia lungo altri percorsi. Ed il ritorno in grande stile della croceristica in laguna è probabilmente solo la punta dell'iceberg di una tendenza molto più estesa, perché dall'assemblea organizzata dai No Grandi Navi e i magazzini del Sale delle Zattere, associazioni e comitati sono usciti rafforzati nella convinzione che oramai quasi tutti i progetti che riguardano Venezia e dintorni convergano sulla definitiva trasformazione della città e della sua gronda lagunare in una grande unica infrastruttura a servizio del turismo. Il disegno è chiaro,
è ben visibile l'appetito predatorio in ogni angolo della laguna che questi hanno, ma è anche vero da tutti gli interventi che sono stati fatti, l'inceneritore, Santa Marta Marittima, lo stesso scavo del gas, sono tutti in difficoltà. Noi possiamo fermarli tutti. Se ai magazzini del sale si sono alternate testimonianze diverse da zone diverse del Comune di Venezia, la presa di coscienza del filo conduttore che le unisce ha fatto emergere la volontà di coordinamento tra le varie realtà per organizzare una risposta comune a quello che viene definito un attacco all'ecosistema lagunare. È emerso anche da questa assemblea come la risposta debba essere altrettanto organizzata, altrettanto unitaria e quindi dobbiamo mettere insieme tutti i nostri strumenti, i nostri saperi, le nostre pratiche. Deve essere messo in campo tutto ciò di cui disponiamo. Dalla Lido una raccolta firme perché il Comune rivede il progetto della ciclovia che passa per l'isola. Noi chiedevamo, come tutti i paesi, i piccoli centri, una pista ciclabile che aveva il significato di aiutare in sicurezza e velocemente i cittadini a raggiungere i vari punti per loro indispensabili. Ci arriva il tratto di una ciclovia, è un'altra cosa. Qui stiamo parlando di turismo, lì stiamo parlando di residenti. Le cose si fanno per i turisti o per i residenti? A Venezia la domanda inizia a farsi sempre più frequente. A Lido, per esempio, è partita una petizione per chiedere al Comune di sospendere un progetto di ciclovia e sostituirlo con un altro che vada maggiormente incontro a chi vive nell'isola. La prova ne è che esclude alcune zone, scuole, zone di negozi, zone di uffici pubblici, gli stessi battelli, no? L'imbarcadero e quindi è difficilmente utilizzabile per gli spostamenti quotidiani dei residenti. Quello che coinvolge anche il Lido è un progetto di ciclabile turistica ideato dal Politecnico di Milano per collegare Torino a Venezia attraverso un percorso di circa 680 km lungo il Po. Un tracciato, sostengono i comitati, che una volta arrivato al Lido non prevede una gestione dei trasporti e della viabilità. Collegamenti da Chioggia a Pellestrina, collegamenti da Pellestrina al Lido e il ferryboat, l'imbarco per il Tronchetto. E questo progetto congestionerà ulteriormente queste linee. Sostenuta tra gli altri anche dal gruppo consigliere di Tutta la città insieme, è partita una petizione per chiedere al Comune la sospensione dei lavori e l'avvio di un processo di condivisione con i residenti. È un progetto che parte con un peccato mortale. Non potrà mai questo valere per quello e siamo consapevoli in pieno, questo è il punto, che stiamo perdendo la pista ciclabile. Cioè continueremo a chiederla, ma non ce l'avremo perché perdiamo questa occasione. È un'occasione persa che per noi cittadini è molto molto grave. Le penne nere del Veneto pronte per la 96esima adunata nazionale di Biella, una grande festa che Antenna 3 come sempre vi racconterà in diretta da venerdì, primo giorno della grande festa. Sabato si entra nel vivo, i collegamenti con i nostri inviati per tutti gli eventi della giornata alle 21, una prima serata dedicata agli alpini, poi domenica la giornata clou diretta dalle 7:30 del mattino e per tutto il giorno il racconto dello sfilamento delle 80.000 penne nere fino al passaggio della Stecca. Poche settimane all'avvio delle riprese per il nuovo film di Pupi Avati a Jesolo, abbiamo incontrato il grande regista che ha già effettuato i sopralluoghi nella località balneare. Dovevamo in qualche modo contestualizzare la storia di un grande bagnino, di un grande tombeur de femme che aveva vinto questo premio Mister Bagnino, il più bel bagnino dell'Adriatico, e questo più bel bagnino dell'Adriatico doveva vivere e lavorare su una spiaggia frequentata molto soprattutto dalle ragazze e dalle donne negli anni 70 tedesche. Ecco, allora in una specie di sondaggio abbiamo scoperto che Jesolo era quasi alla top. Per questo da fine maggio per circa 3 settimane il litorale veneziano sarà uno dei set del prossimo film di Pupi Avati. Il grande regista, che tra 2 giorni riceverà un altro premio alla carriera, ha già effettuato i sopralluoghi nella località sentendosi piacevolmente accolto insieme al suo staff e alla Veneto Film Commission. Poi va velocissimo nel location scouting Avati, devo dire, guarda, ha già in testa che cosa vuole e battezza le location, come si dice in gergo, abbastanza, insomma, molto rapidamente. Un senso dell'accoglienza
che per esempio a Roma nel Lazio non lo trovi più nelle guerre del cinema, sono abituati, anzi alzano subito gli occhi al cielo e ti chiedono quanto me dai, perché questa è la prima cosa che ti chiedono. Qua nessuno ha parlato di niente, ha detto ci auguriamo che torniate, quindi era proprio l'atteggiamento opposto. Noi ci auguriamo che questo sia un film memorabile per la città. Abbiamo accolto il maestro Pupi Avati nel nostro territorio, ringraziamo anche Veneto Film Commission nella regione Veneto per credere insieme a noi a questo che può essere un nuovo filone per promuovere il nostro territorio, promuovere la nostra città e far conoscere al mondo quelle che sono le ricchezze del nostro territorio. Il film, classificato tra il drammatico e il thriller, promette una narrazione densa di emozioni e riflessioni. Con un cast di attori che vanno da Massimo Ghini alla Ferrari, alla De Sio, alla Sastri, probabilmente a Bova, insomma una serie di attori che sono stati un po' concentrati più sulla televisione che sul cinema o su altre cose, e restituire loro, dando loro un'opportunità di fare un bellissimo film, perché la storia di questo film è bellissima, non perché l'ho scritta io, ma perché lo è proprio. Protagonista un noto conduttore televisivo italiano che ha costruito la sua carriera su alleati fedeli e mosse di potere strategiche. Dietro il suo sorriso affascinante però si nasconde un passato travagliato e all'apice della fama farà un viaggio che cambierà tutto. Siamo allo sport, sconfitta per l'Umana Reyer a Treviso che nonostante il risultato raggiunge la qualificazione matematica ai play-off, risultato negativo anche per la Reyer femminile di Mazzone in gara 2. L'Umana Reyer perde il derby con Treviso 83-72. È la prima volta dall'approdo in Serie A che Treviso riesce a portare a casa un punteggio positivo da entrambe le sfide stagionali contro gli Orogranata. L'Umana approccia bene il match nel primo quarto, poi però subisce il rientro degli avversari senza riuscire a imporsi e proporre la propria idea di gioco. Loro hanno giocato come squadra insieme, molto più di noi. E una cosa che mi preoccupa tanto, già terza partita consecutiva dove perdiamo rimbalzo. Dunque, in una parola, dobbiamo essere meglio, dobbiamo tornare a casa, lavorare forte per pulire tutte queste cose e andare avanti, perché ho visto anche altri risultati, siamo in playoff, dunque ci dà questa cosa più tempo per lavorare, per preparare cose e meno pressione, questo che voglio dire. Dunque ancora una volta complimenti a Treviso, le squadre, anche il loro pubblico. Nonostante il risultato, arrivano buone notizie dagli altri campi. La sconfitta interna di Tortona contro Napoli certifica matematicamente l'8° posto e la qualificazione ai play-off con un turno d'anticipo. Sconfitta anche nel femminile, beffate le ragazze di Mazzon. Schio vince gara 2 all'overtime. Al termine di un match infinito, dopo aver avuto il controllo del risultato per buona parte, l'Umana Reyer si arrende alle padrone di casa che si impongono per 86-79 dopo un tempo supplementare. Coach Mazzon, nonostante il rammarico, è soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo giocato 2 buone partite, secondo me abbiamo avuto un po' meno attenzione nella prima, dove potevamo arrivare all'ultimo quarto a giocarcela. Oggi la partita, come sempre, le decidono gli atleti in campo ed è la cosa giusta. Credo che questa partita sia stata giustamente vinta da loro. È anche vero che se dobbiamo trovare una motivazione, una cosa, onestamente è solo responsabilità nostra nell'ultimo possesso, punto. E le ragazze hanno fatto tutto bene, la responsabilità di questa partita è un lavoro terribile fatto dallo staff tecnico, terribile. È davvero tutto, ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.